Sergio Festa, allenatore del Sarzana, la partita è stata interrotta alla fine della prima frazione di gioco sul punteggio di 6-2 per questo finale davvero che non ci voleva, perché con lo sport non ha nulla a che vedere. Che mi dici, Sergio? No, intanto parlo della partita al volo del primo tempo che insomma, il Viareggio meritava il vantaggio perché comunque ha sfruttato dei nostri errori. Noi abbiamo provato a rientrare in partita, ce la stavamo giocando e poi insomma, ci sono stati proprio sul finale degli episodi che hanno compromesso la partita e di lì c'è stata la sospensione. Non abbiamo niente di personale con questa vicenda qui, nel senso che può succedere nel nostro sport, però queste cose qui fanno male a un movimento che sta cercando di rimettersi in piedi, di migliorare e questa cosa qui mette un po' in ginocchio le società, perché poi ci sono le sospensioni della pista, le multe, c'è una cattiva immagine di questo sport e non è quello che è la realtà. Sono episodi isolati che sì, possono succedere ma non dovrebbero succedere mai e dispiace a tutti. Stasera volevamo fare una partita di hockey e basta. Ecco, ne ha pagate le conseguenze il papà di Alessio Lavagetti, un tuo giocatore, Diego Lavagetti, al quale ovviamente gli inviamo gli auguri di pronta guarigione, così, perché è rimasto ferito, abbiamo visto almeno dall'alto alla fronte o alla testa. Ecco, questo chiaramente è successo tutto nel sottotribuna, noi abbiamo solo raccontato purtroppo quello che potevamo in qualche modo intuire, visto che eravamo in diretta streaming in tutto il mondo, e quindi purtroppo, come dici te, sono immagini che non si dovrebbero mai mandare, no? Il giro così. Sì, no, sicuramente ora facciamo gli auguri di una pronta guarigione, spero non sia nulla di grave. E chiaramente noi eravamo in pista quando è successo, stavamo rientrando negli spogliatoi, io personalmente non ho visto nulla, però io cercherei di sgonfiare un po' questa cosa qui, che è un episodio come negli anni '80 succedeva una partita sì e una pure, quindi sono però episodi che fuori dalla pista non devono succedere. In pista la scaramuccia, la giocata più dura ci possono stare, il colpo proibito tra virgolette finché non ci si fa del male seriamente può succedere, però quando poi finisce una partita o finisce un tempo, tutti gli animi che durante la partita si scaldano devono finire là e bisogna fare il terzo tempo come fanno in tanti altri sport. È quello che è successo, perché vediamo che appunto il centro giovane di Stella, abbiamo visto che parlavate tra voi giocatori e quindi è questo che deve succedere. Siamo stati anche disponibili a continuare la partita perché dal punto di vista hockeyistico non c'erano problemi, ripeto, era un episodio isolato che dispiace, però era fine a se stesso, quindi la chiudiamo qui. Chiaramente ci dispiace per quello che è successo, però non penso che bisogna dargli più di tanto immagine e importanza a questa cosa qui. Ecco, grazie Sergio. Prima a portare sull'hockey, a portare un'immagine diversa da quello che è successo stasera, che non è la realtà, è un episodio isolato, tutto qui. Grazie Sergio e buon lavoro per tutto quello che fai, perché lavori under 19, A2, giochi con la 1, sei sempre tra pista e fuori pista. Sì, io parto dal pomeriggio fino alla sera alle 11, 11 e mezza, sono in pista che lavoro con i più giovani, con la 1, sono ancora un giocatore, quindi mi devo dimenare un po' in tutto e per tutto, però è la mia passione, lo faccio volentieri e continuerò a farlo.